Oggi vi parlerò dei DPCM. Oltre al fatto che la sigla significa Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, penso che non sappiate tanto altro e vogliate sapere che cosa si cela dietro a questa sigla. Per spiegarvi l'argomento devo necessariamente fare una premessa. In Italia chiamiamo un po' tutto leggi, anche cose che leggi non sono, quindi ho bisogno di introdurvi la gerarchia delle fonti, che vede al primo posto la Costituzione. Le norme contenute dentro la Costituzione si chiamano anche leggi costituzionali e sono la principale fonte normativa italiana. Sono sovraordinate a qualsiasi altra cosa, vincono sulle altre leggi. Quindi se domani il Parlamento impazzisce e approva una legge sul diritto di rubare, il diritto di rubare ovviamente lede quelli che sono altri diritti garantiti dalla Costituzione e quindi è contro delle leggi costituzionali. Quindi le leggi costituzionali sono più forti delle leggi tradizionali, quelle normali, approvate dal Parlamento, perciò vincono le leggi costituzionali e non si possono rubare le cose agli altri. Nella gerarchia delle fonti, quindi sotto la Costituzione, ci sono tutte le leggi normali o gli atti aventi forza di legge dello Stato, che sono ad esempio decreto legge e decreto legislativo. Ne abbiamo già parlato in video che trovate qui in alto a destra. Quindi nella nostra gerarchia abbiamo Costituzione, leggi normali o atti aventi forza di legge dello Stato e sotto ancora ci sono i regolamenti. E non è affatto banale perché se un regolamento viola un qualcosa scritto in una legge, allora si applicherà la legge e non il regolamento. Tra le diverse tipologie di regolamenti statali troviamo regolamenti ministeriali e regolamenti interministeriali. I primi sono fatti da un solo ministero, i secondi sono fatti da più ministeri. E qui veniamo al video di oggi perché indovinate come si chiamano i regolamenti interministeriali? DPCM, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo regolamento viene discusso dai ministri del governo e poi verrà emanato dal Presidente del Consiglio tramite un decreto. Il DPCM quindi non è nient'altro che quell'atto formale che fa entrare in vigore un regolamento. A questo punto possiamo fare una prima riflessione. Come ben sapete, il potere legislativo spetta al Parlamento, però abbiamo detto che i DPCM, questi regolamenti, vengono emanati dal Presidente del Consiglio. E qualcuno di voi quindi potrebbe pensare che questa sia una forte ingerenza da parte del governo in cose che non gli competono. Tuttavia, per emanare questi DPCM c'è bisogno di un'approvazione legislativa. E attenzione perché questo riguarda sia i decreti ministeriali che quelli interministeriali. Ad esempio, se si deve approvare un regolamento a tema sanità, la competenza sarà del Ministero della Salute e sarà il Ministro della Salute ad emanare quell'atto. I decreti interministeriali invece riguardano più ministeri, hanno un argomento che si basa su tante materie contemporaneamente e questo significa che per essere emanato non può essere emanato dal singolo ministro, ma deve essere emanato da quello che è il capo dei ministri, cioè il Presidente del Consiglio. E veniamo ad una chicca interessante del video di oggi. Abbiamo parlato del fatto che c'è una gerarchia delle fonti e quindi chi sta in basso viene contrastato da chi sta più in alto. E fin qui ci siamo. Ma se due leggi, ad esempio, collidono tra di loro, che cosa succede? Ad esempio, se io il primo anno del mio governo ho detto che si può fumare marijuana e nel secondo anno del mio governo ho detto che non si può fumare marijuana ed entrambe sono leggi, cosa succede? Si usa il criterio cronologico. Secondo questo principio si applica quella legge che è entrata in vigore per ultima tra quelle analizzate. Aggiungo che molto spesso il problema è che esistono tantissime leggi e sono di difficile interpretazione e l'interpretazione è una cosa fondamentale nel diritto. Infatti l'interpretazione non è solamente quella letterale, non si va a leggere e applicare esattamente quello che è scritto. A volte si procede anche con altri tipi di interpretazione. A volte si usa il criterio storico, e cioè si va a vedere qual è il contesto in cui è stata fatta quella legge e quali sono state le discussioni che ci sono state prima dell'approvazione di quella legge, per capire che cosa avesse in mente il legislatore. Si tratta di un mondo veramente complicatissimo, ma anche estremamente interessante, e a questo proposito, prima di lasciarvi alla curiosità economica, volevo chiedervi di lasciarmi un feedback nei commenti per capire se devo portare più video di pillole di diritto oppure no. Il Parlamento è un organo collegiale e rappresentativo della volontà politica dei cittadini, in quanto di norma oggi eletto dal corpo elettorale. Nelle democrazie parlamentari esercita le due fondamentali funzioni di organo legislativo e di organo di controllo politico del governo.